Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Baldessin e oggi vi voglio insegnare a fare un menu drop down come questo, con un'animazione e una bella transazione in entrata. Questa cosa mi viene chiesta da un po' di tempo, non ho mai avuto voglia di farla, oggi ne approfitto e vediamo insieme come andare ad eseguire queste semplicissime operazioni per creare questa tipologia di menu. Però prima di tutto iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento sotto il video, mettete like al video e cliccate la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi video che usciranno. Siete pronti? Andiamo! Fatto, grazie mille ragazzi. Allora, partendo da qua, innanzitutto vado pure a chiudere questo qui, che non mi serve più che quello di esempio, e prepariamo la nostra strutturina. Allora, solita cartella di partenza, abbiamo un file index.html con tutte le varie ed eventuali. Mi sono già caricato Font Awesome nella versione 4.7, che sapete che è quella che a me piace di più, per poter avere l'iconcina del drop down, collegamento quindi a Font Awesome cartella Fonts. Se non sapete come installare Font Awesome potete andare a vedere nel mio blog, nelle sezioni dei tutorial, ci sono diversi tutorial dove si spiega come fare. Poi foglio di stile, soliti asset, box sizing, border box, margin 0, padding 0, background color, font family. Andiamo partendo ovviamente dall'HTML. Allora, in prima battuta ci creiamo un nav e all'interno di questo nav andiamo a creare una UL che chiameremo menu. Quindi riportiamo anche un po' i nomi che utilizza WordPress, visto che comunque questo tipo di struttura poi io le vado ad integrare in WordPress. Allora, la prima cosa che possiamo andare a fare è creare una LI, ovviamente, un marcatore A, e crearci un po' di voci di menu. Riprendo questo, me lo copio 2 o 3 volte e andiamo a crearci qualche voce. Per esempio qui potremmo fare qualcosa tipo un tema in vendita, che ne so, possiamo fare header, possiamo andare a definire, qui potremmo scrivere, vediamo un po', landing, e qui vediamo un po', mi ero segnato service, facciamo una roba di questo tipo. Perfetto, ottimo. Allora a questo punto, se andiamo a salvare e ricaricare, vedremo naturalmente la nostra strutturina vuota. E fin qua direi che ci siamo. Allora, come funziona la costruzione di un drop down? Beh, innanzitutto andiamo ad indicare qual è la voce che ha il sottomenu. Per fare questo, appunto, mi sono caricato Font Awesome. Vado qui nella sezione icon del sito e mi prendo l'icona Carrot, questa qui, Carrot Down, me la vado a copiare e la vado ad inserire qui. Salvo, e come possiamo vedere adesso è chiaro che quando passo lì succede qualcosa. All'interno dell'apertura e la chiusura della lista che dovrebbe contenere il submenu, andiamo a creare una nuova lista. Qui volendo ci si può mettere un po' di tutto, anche un div. Allora creiamo una seconda lista che chiameremo sub-menu e all'interno di questa andiamo a creare un po' di voci, anche in questo caso. Quindi marcatore A, qui facciamo una roba di questo tipo, header 2 punti, cosa mi ero segnato, vediamo un po', image, quattro di queste, poi qui facciamo parallax e qui facciamo video. Vediamo un po' cosa succede di qua. Insomma, abbiamo un bel casotto, ma è abbastanza comprensibile, ok? In questo video ragazzi cerco di parlare il meno possibile, scusatemi, ho fatto il secondo intervento ai denti, chi di voi mi segue sa che sto facendo dei piccoli interventi sui denti e faccio veramente molta fatica a parlare. Allora, qual è il punto? Beh, dobbiamo andare a identificare quella con un nome, ovviamente, quella che sarà la lista che contiene il submenu, per poterla gestire in maniera diversa anche a livello di formattazione. Quindi la lista è questa, andiamo ad assegnare a questa qui, come dicevo prima, i nomi di WordPress, quindi as children, e salviamo. WordPress in automatico va ad assegnare una classe come questa alle voci di menu, che lui dal menu, dalle impostazioni del menu, vede che hanno dei drop down installati fino a 10 profondità, può arrivare WordPress, pensate un po' voi. Ok, e fin qua direi che l'HTML è fatto. Perfetto, passiamo al foglio di stile e iniziamo dal nav.
Allora, al nostro bel nav gli andiamo a dire width 100%, occupa tutto lo spazio disponibile. Non gli diamo un'altezza, ma gli diamo un po' di padding, facciamo 0,30 pixel, quindi 0 sopra, sotto, 30 pixel destra e sinistra, stacchiamo un po', e poi gli diamo un colore di background che è quello che avevo scelto vedendo un demo tipo che avevo fatto tempo fa, F5BA4B. Dovrebbe essere, vediamo se è giusto o se l'ho cannato in piena. Ok, no, forse è un po' più scuro di quello che avevo messo prima, ma va bene, si vede anche meglio. Perfetto, allora questo è fatto. Adesso punto menu alla nostra lista, dobbiamo togliere i pallini che al momento non si vedono semplicemente perché la nostra lista, anzi in realtà si vedono perché abbiamo spostato, vedete che si vede anche il pallino al drop down. Adesso togliamo i pallini, benissimo, e andiamo a posizionare, adesso che abbiamo tolto i pallini, andiamo a creare la formattazione delle LI, quindi punto menu LI e andiamo a dirgli display inline block, così le affianchiamo. TTU Trace Transform Uppercase, poi FZ14 Font Size 14 pixel, e poi dobbiamo trasformare questa in un position relative per il submenu che sarà il position absolute che si andrà ad agganciare per motivi che capiremo dopo. È andato tutto in ordine, come per magia. Tra l'altro, mettendo in display line block sono spariti anche i pallini di quell'altra che invece erano rimasti del submenu. Ok, adesso è il momento di elaborare il link, quindi menu A, display block, benissimo, diamo un po' di padding, creiamo una sorta di pulsante, quindi facciamo 15 pixel e 30 pixel destra e sinistra, TDN, text decoration none, togliamo la decorazione del testo e portiamo il testo in bianco, ok, e poi applichiamo un transition come animazione di 3 decimi di secondo. Insomma, queste robe qua le conosciamo, le abbiamo fatte 1 miliardo di volte. Eccoci qua di nuovo, perfetto, vedete, qui abbiamo la nostra struttura che al momento ancora è un po' incasinata. Adesso andiamo a terminare inserendo un bel over per il menu, quindi facciamo punto menu a 2 punti over e ricambiamo semplicemente il colore, diciamo diventare 222, dovrebbe essere più che sufficiente. Ok, vedete quando ci passiamo sopra cambia colore, perfetto, ottimo. E adesso iniziamo invece il lavoro vero e proprio per la costruzione del drop down del menu a comparsa. Quindi qui sotto richiamiamo il submenu, che forse l'ho chiamato col trattino, sì, trattino, submenu. Allora, submenu deve essere un position absolute. Lo posizioniamo top 60 pixel, quindi 60 pixel da sopra. Adesso sto buttando una misura un po' a caso, poi vediamo, insomma. Left 0 perché si ancorerà alla LI relative, quindi il suo punto di origine è l'inizio della lista. Ovviamente per poter comprendere meglio questo esercizio è necessario che abbiate un po' di confidenza, madonna parlo come un paperino, è necessario che abbiate un po' di confidenza con il codice HTML e le dinamiche dei position, naturalmente. Allora gli diamo un border di 1 pixel solid F5 BA4B, vediamo se era uguale a quello di prima, F5 BA4B, sì, cazzo che è uguale, sembrava diverso. Quindi diamo questa situazione qua, guardate che bene, si è già posizionato molto bene qui. Gli diciamo di togliere il border bottom, none, perché ci serve adesso andare a richiamare al submenu LI, sub-menu LI, gli andiamo a dire, beh, gli diamo una larghezza, 200 pixel di sicurezza, così siamo sicuri che si posiziona bene. Facciamo il testo un po' più piccolino, font size 12, così va tutto in riga, e poi andiamo a dargli il border bottom sotto, perché altrimenti se non tolgo il border bottom sotto qui dovrei stare lì a fare un po' di rotture di balle per poter andare ovviamente a non avere il bordo doppio. Ok, fin qua ci siamo. E si è già piazzato benissimo. Ok, perfetto. Adesso andiamo a formattare il submenu A e gli diciamo di avere il colore 222, se no non si vede una mazza. Quindi andiamo qua,
2, 2, 2, ricarichiamo la pagina, vedete, oh, adesso li vedo. E facciamo che quando ci passiamo sopra, il colore qua dietro diventa, il background diventa giallo anche quello, come abbiamo visto nell'esempio all'inizio, quindi sub menu a 2 punti over, quindi diamo questo colore di background, ok, e il colore del testo lo facciamo bianco, vediamo se è vero. Ok, benissimo, ok, fin qua ci siamo, guardate che carino. Allora, mente locale. È in position perché quando appare deve passare sopra tutti gli altri elementi. I position hanno un flusso del codice per i cazzi suoi, quindi vanno sopra tutti gli altri elementi e non comunicano con gli altri elementi del flusso del codice. I position, per essere posizionati, necessitano di avere un'ancora. Questa ancora si chiama relative. Il position relative è stato dichiarato ad ogni singola voce della lista che abbiamo utilizzato, in maniera che ogni drop down che vado ad inserire farà riferimento come posizione alla sua lista di appartenenza. Ok? Per farla ancora più semplice, il posizionamento di questo è determinato da questa lista. Se avessi un drop down sotto l'ending, il posizionamento di quel drop down sarebbe determinato da questa voce qui. Quando si fa un drop down bisogna ricordarsi sempre che è meglio costruire un pulsante. Perché è meglio costruire un pulsante? Perché se facciamo un semplice link al testo, il rischio è che nel momento in cui andiamo in over e apparirà il drop down, quando noi usciamo da over e qui non ci sarebbe più la manina, il drop down scompare perché non c'è più la condizione per cui questo sia visibile, ok? Quindi il pulsante è molto più comodo per questa tipologia di situazioni. Cosa dobbiamo fare adesso? Adesso dobbiamo andare a far cosa? La cosa più semplice del mondo. Dobbiamo andare a far scomparire il nostro meraviglioso drop down. Allora lo facciamo con due regole ben precise, perché come vi ho detto prima voglio fare un'animazione che abbia un minimo di entrata in transizione. Allora andiamo alla voce submenu e andiamo ad assegnare, lo nascondiamo, diciamo visibility o visibility, come si dice? Madonna mia, sti trip. Hidden, nascosto, e poi gli diamo un opacity pari a 0. Quindi salvo, ricarico e questo se ne va. Adesso devo fare il ragionamento su come farlo riapparire, ok? E per farlo riapparire il modo più semplice ovviamente è quello di sfruttare la classe asChildren che abbiamo fatto qui. Allora gli diciamo, mi metto qui, allora gli diciamo punto menu punto asChildren, quindi quando hai una voce della lista dentro il menu che si chiama asChildren e vai in over su questa, cioè ci passi sopra su questa, il submenu con una bella transizione di facciamo .5s, 5 decimi secondo, dovrà diventare un visibility, anche no, visible, ok, l'opacity dovrà diventare 1, quindi piena, e il top dovrà essere diverso. Vedete che qui è a 60, lo alziamo di 50 pixel, cioè lo facciamo salire, ok? Vediamo un po' se è tutto come voglio. Allora vado qui, tutto normale, se vado qui vedete, oppi, quindi visibilità nascosto, opacità a 0, passo sopra la voce menu che si chiama asChildren, quando ci passo sopra la visibilità diventa visibile, l'opacità passa a 1 e il top assegnato al position di 60 pixel diventa 10 pixel più alto, quindi vediamo proprio l'effetto in entrata. Tutto qua ragazzi, né più né meno, ok? Tra parentesi questo menu è abbastanza semplice, l'ho utilizzato anche nel mio tema Sensei S2, anche se è leggermente diverso strutturalmente rispetto a come ve l'ho mostrato qui. Qui l'ho proprio fatto super easissimo ed è venuto fuori comunque molto bene. Vi lancio una sfida, se qualcuno di voi vuole provare a fare questo esercizio e aggiungere il submenu qua, cioè un altro menu che appare a comparsa a fianco a un'altra voce, mandatemelo, io sarò ben felice di pubblicarlo, correggerlo insieme a voi ed aggiungerlo a questo esercizio, ok? Sfida fatta? Dai, vediamo chi di voi si imbarca in questa avventura. Quindi per spiegarla un po' meglio, anzi facciamolo, dai, vaffanculo al cazzo, facciamolo. Allora voglio che quando io mi prendo il caret right qui, me lo copio, lo metto qui, mettiamo su carousel, ok, non è down ma è caret, cos'è, left, può essere, vediamo se è vero, forse era right, magari è dall'altra parte tipo, che sono al contrario oggi.
Ok, allora, chi di voi ha voglia, adesso probabilmente non lo farà nessuno, ok, ma vediamo se vi va di accettare la sfida. Voglio che quando si va dentro questo qui, questa voce qua, ok, mi appaia a fianco, proprio qui a fianco, un altro menu a comparsa, un secondo drop down a comparsa, dai, cosa che può succedere molto spesso nei siti web, ok? Sfida accettata? Vabbè, aspetto i vostri esercizi, mandatemeli pure a info@simonebalessin.com, vi aspetto. Ragazzi, anche per oggi è tutti, Ragazzi, anche per oggi è tutto, grazie mille per avermi seguito, spero che questo video vi sia stato utile, noi ci vediamo alla prossima, see you next time!